Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Sei? Va bene? Mi sto sentendo sottile. Va bene? Grazie Sveva, grazie della linea. Lorenzo, palesati. Oh, ci sono anch'io. Avete appena sentito il nostro pezzo iniziale che è sempre affidato al grandissimo Franceschino Zappa, Florentin Pogen, dall'album One Size Fits All del 1975, sempre nella sua pazzia del nostro mitico Frank. Oggi puntata speciale, io e poi vi racconterò dove sono in navigazione, quindi sentirete un po' di vento. Oggi parleremo e avremo Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato, nonché esperto, ex ministro dell'Agricoltura, che ci parlerà
del problema dell'Oltrepo Pavese, ma prima di iniziare le presentazioni. Naturalmente io sono Lorenzo Viviani, ma dall'altra parte del microfono è lui o non è lui? Ma certo che è lui, il mitico, grandissimo, inesorabile, ineguagliabile, insormontabile, dillo te, Antonino Danna! Amiche e amici miei, Manò dell'Avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Chilometro Zoom. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1004 di oggi. 1004, non 1400. Sì. Di oggi grande chi mi ha aiutato a fare sto programma, perché non l'ho fatto certo da solo, caro Lorenzo, e tu ne hai un'ottima parte di colpa, aggiungerei. Ecco, questo venerdì 23 maggio 2025. Intanto salutiamo la nostra Castellana Sveva, buon lavoro e grazie. I nostri soliti caveat: date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fe di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin che io sto indegnamente sostituendo e molta altra bella roba ancora. Coordinate 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp, telefono 0292947222 quando lo dirà Lorenzo. E adesso, caro Lorenzo, ecco, sei in navigazione, love boat, mare, profumo di mare, quelle noie voglio giocare. Hai capito molto bene, Sto uscendo, fra parentesi, dal porto di Civitavecchia, poi vi racconteremo in retroscena. Ma detto questo, noi qua dobbiamo essere un presidio e parlare di quelle cose che gli altri non toccano, di quello che tante trasmissioni magari descrivono sempre con la figura romantica, col contadino, no? L'agricoltore col cestino e il con la rete, no? Che fa tanto colore. No, noi parliamo come mettiamo i piedi nella terra, mettiamo le mani nelle reti da pesca e vi parliamo dei problemi dei pescatori e degli agricoltori. Oggi, però, non in questa prima parte della puntata perché è impegnato, avremo il senatore Gianmarco Centinaio che ci parlerà dei problemi che ci sono nell'Oltrepo Pavese. Mi viene da dire c'è del marcio, non in Danimarca, ma nell'Oltrepo Pavese c'è del marcio? Non si sa, ce lo dirà Gianmarco Centinaio. Sì. Assolutamente sì. Vai con le news, vai con le ANSA, vai con le notizie agricole, Anto, vai. Va bene, allora andiamo a vedere invece che cosa sta succedendo nel mondo agricolo, perché naturalmente il discorso deve avere il piede e il discorso, siccome deve avere il piede, come si dice in Sicilia, andiamo a vedere questo piede, qual è, e soprattutto se è uno stink foot, un piede puzzolente, come la canzone di venerdì scorso. Di venerdì scorso, stink foot. Potrebbe essere anche la nostra sigla, piede puzzolente. Quando arriviamo ci presentiamo col piede puzzolente. Un testo che è abbastanza da fuori di cabina, c'è anche da dire quello, però il Frank io ti dico solo che prima di andare in onda oggi ho collaudato l'appena arrivato rasoio Slant. Mi sono fatto una barba imperiale che ho la faccia liscia come un culetto di un bambino, sono bello profumato col balsamo e tu mi vieni a parlare di piedi puzzolenti. Vai, però ritorniamo seri e parliamo dei problemi dell'agricoltura, anche spero delle notizie positive. Vai con le notizie della settimana. Va bene, vai. Allora andiamo a vedere che cosa sta succedendo e introduciamo il tema dell'Oltrepo. La crisi, la fronda, la resa dei conti, terremoto in terre di Oltrepo, scrive Il Giorno di stamattina. Il 20% dei soci della realtà che raggruppa i viticoltori del paese chiede un'assemblea alla testa dei vertici. Non c'è più fiducia, si dimettano tutti. Un produttore, ormai è tardi, meglio portare i libri in tribunale. Nuvole nere s'addensano su terre d'Oltrepo, che rappresenta l'eccellenza sulla scena viticola italiana dal 2008, anno in cui il gruppo è nato a seguito della fusione
tra la cantina di Casteggio, nata nel 1907, e la cantina sociale intercomunale di Broni, attiva dal 1960. Un gruppo composto da 107 soci, che rappresentano circa il 20% del capitale sociale, ha chiesto la revoca del consiglio di amministrazione e la convocazione dell'assemblea. La mozione di sfiducia arriva a causa del profondo dissenso per la gestione attuale della cooperativa. Il gruppo nel 2017 ha acquisito la Versa, storico brand che dal 1905 porta con sé oltre un secolo di tradizione e rappresenta una delle più antiche cantine sociali del territorio, situata nel cuore della più vasta area in Italia vocata alla coltivazione di pino nero, terza in Europa dopo Borgogna e Champagne, con il 75% dei terreni dedicati alla coltivazione del vitigno. Ma i problemi sono tanti e da TDO si allargano all'intero territorio, dove da una superficie vitata di 13.000 ettari si è passati agli attuali circa 8.000. Nell'assemblea del 15 maggio sono state eluse richieste di chiarimenti, si legge in un comunicato firmato dai soci che chiedono la sfiducia. Ci si attendeva fosse un momento di trasparenza e confronto costruttivo sull'andamento economico-finanziario della cooperativa e sulle prospettive future. Si è invece assistito all'ennesima occasione in cui il CDA ha scelto l'autoreferenzialità, eludendo le richieste di chiarimenti concreti e ancora una volta fornendo informazioni incomplete, contraddittorie, spesso discordanti rispetto alle comunicazioni precedenti. Al centro delle recriminazioni dei soci ci sarebbero i pagamenti per i conferimenti delle uve promessi e non ancora arrivati. Nel corso dell'assemblea, hanno aggiunto i soci, il clima è ulteriormente degenerato di fronte alle legittime domande dei soci riguardo a promesse non mantenute, in particolare sugli acconti e sui pagamenti delle uve, si è arrivati a toni inaccettabili, con insulti rivolti ai soci da parte della dirigenza. Un comportamento che ha definitivamente inclinato il rapporto di fiducia e rispetto. Per queste ragioni, un gruppo di soci che rappresenta circa il 20% del capitale sociale ha raccolto le firme necessarie, ben oltre le 51 previste dallo Statuto, per chiedere formalmente la convocazione di un'assemblea ordinaria con all'ordine del giorno la sfiducia al Consiglio d'amministrazione e al collegio sindacale. Ma c'è anche chi non concorda con la sfiducia. Da economista, prima che da produttore, ha sottolineato Enzo Dia, ho preparato grafici e analizzato la situazione. Terra d'Oltrepò è fuori mercato e in crisi di liquidità. Per questo motivo non credo che far cadere il consiglio d'amministrazione possa essere una soluzione. Sarebbe meglio portare i libri in tribunale. Alla base della crisi ci sarebbe una produzione limitata di uve a causa della crisi climatica, che l'anno scorso è stata di 160.000 tonnellate contro le 400.000 del passato e un costo molto basso. Inoltre poi ci sono realtà che pagano molto di più le uve, ha aggiunto Dia. E Terre d'Oltrepò ha scelto di privilegiare il vino in bottiglia per fare una scelta d'eccellenza. La promessa era stata quella di triplicare i ricavi, invece le uve sono diminuite e i costi sono esplosi. Così Terre d'Oltrepò ha aumentato l'indebitamento ed è calata la remunerazione delle uve. Questo è il quadro che fa la collega Manuela Marziani da Broni, in provincia di Pavia. Andiamo molto male. Assolutamente, sì, ma poi ce lo spiegherà bene Gianmarco, capiremo anche le dinamiche, anche perché lui è un produttore, quindi ci potrà fare magari anche un po' il passaggio non solo politico, ma anche clinico da quel punto di vista. Ma io ti volevo soffermare, naturalmente, le notizie agricole ritornano anche su tematiche importanti, una tra le tante, ad esempio, quella dei dazi, e quindi il pericolo dazi, il pericolo rincari, il fatto che i dazi possano andare a veramente interessare e ridurre la marginalità che molte volte, soprattutto non per i prodotti di punta, per i prodotti diciamo costosi, rinomati, ma per le commodity, potrebbe essere un problema reale per i Made in Italy anche nelle esportazioni. Poi si parla di dazi sul grano per quanto riguarda il tema Russia, dove il Parlamento europeo si ritrova anche in questo frangente spaccato a livello europeo, e la parte legata ai fertilizzanti, soprattutto provenienti dalla Russia, sapevamo e sappiamo del grande problema che c'è stato con la guerra russo-ucraina, cioè sul fatto che una parte dei fertilizzanti veniva proprio da quelle zone di guerra. Quindi insomma sono dinamiche geopolitiche che si ripercuotono anche purtroppo sulla testa dei nostri agricoltori.
Non è solo Trump? questo. Trump allora... Sì, dimmi Lorenzo. No, scusami, ti ho sentito un attimo di sospensione, non capivo se mi sentivi. Vai, no, vai avanti, vai. No, a vedere allora l'ADN Kronos da giugno. Il presidente USA parlare con loro non porta da nessuno. Alla Apple, gli iPhone siano prodotti negli USA, altrimenti tariffe di almeno il 25%. Cosa ha detto Trump? Trump minaccia l'UE, scrive l'ADN Kronos, prospettando l'introduzione dei dazi al 50% a partire dal 1 giugno e invia un messaggio sibilino alla Apple chiamata a produrre iPhone con l'Unione Europea, che è stata formata con l'intento primario di approfittarsi degli Stati Uniti sul commercio, scrive il presidente degli Stati Uniti nel post su Truth, in cui afferma che le nostre conversazioni con loro non stanno portando da nessuna parte. Quindi io raccomando di andare direttamente a dazi del 50% a partire dal 1 giugno 2025, annuncia quindi il presidente americano, che sembra fare marcia indietro rispetto alla pausa di 90 giorni dell'applicazione dei dazi per favorire i negoziati, annunciata il 9 aprile scorso e destinata a scadere solo a luglio. Nel post Trump si scaglia contro le potenti barriere commerciali della UE, le loro imposte IVA, le penalizzazioni ridicole per le corporation, le barriere commerciali non monetarie, le manipolazioni monetarie, le cause ingiuste e ingiustificate contro società americane. Infine, afferma che non ci sono tariffe se un prodotto è costruito o realizzato negli USA. Per quanto riguarda l'Apple, da tempo ho informato Tim Cook di Apple che mi aspetto che gli iPhone che vengono venduti negli USA siano prodotti e costruiti negli Stati Uniti e non in India o in qualsiasi altro paese. Ma scusami, ora ti posso bloccare, Antonino, Dimmi. ma mi sembra una cosa del tutto sana. Ora, a parte tutte le cose, a parte fare le comunicazioni sempre via social, che io ti dico la verità, non sopporto anche per un presidente degli Stati Uniti, o come non sopporto quando si fanno, perché le comunicazioni dovrebbero essere più ufficiali e non affidate sempre ai social network. Detto questo, ti posso dire che però sono parole sante, perché basta con questo mondo occidentale che continua nella sua ipocrisia di ideare designed, bellissimo, fantastico, disegnato, costruito, progettato, c'è la proprietà intellettuale, l'ha fatta nella Silicon Valley, poi però non lo andiamo a produrre dall'altra parte del mondo perché costa meno, con un'ipocrisia verso la sostenibilità ambientale e i diritti dei lavoratori che è vergognosa. Quindi mi sembra solo buon senso, non so se sei d'accordo con me. No, sono d'accordo, è che il problema è questo. Il mondo si è fortemente globalizzato e nel fortemente globalizzarsi succede che ci sono prodotti più, perdonate il gioco di parole, prodotti più lontano possibile che costano meno. Tu parli dell'iPhone. Sì, ma lo sai cos'è il problema? Non c'è bisogno, Però sai dimmi. cos'è il problema? Sai cos'è il problema? Che abbiamo globalizzato tutto, ma non abbiamo globalizzato i diritti, non abbiamo globalizzato No, la sostenibilità, quelli no. non abbiamo globalizzato, abbiamo Quelli no. globalizzato solamente per le palanche, per quelli che guadagnano e per quelli che vogliono guadagnare sempre di più. Ma io, senza arrivare all'iPhone, faccio l'esempio più stupido. 2 settimane fa ho dovuto comprare una risma di carta per la stampante. Vado a comprare la risma di carta della stampante, la pago 3,50 € in un supermercato qui vicino, la porto a casa e poi mi viene la curiosità di capire dov'è che veniva fatta sta carta. Brasiliana. Ora, il Brasile è a 6.000 chilometri da qua. Questa cacchio di carta, per costare a me 3,49 €, a quali condizioni Col viaggio, di con le lavoro navi, vengono prodotte? Appunto, le ma poi navi, col l'inquinamento, viaggio, i dazi. Cioè, e la Fabriano ha prodotto l'ultima bobina di carta 3 mesi fa, ma stiamo scherzando? vergogna veramente. Allora, io non pretendo di scrivere sulla pergamena o di scrivere sulla carta che usa Franco Maria Ricci per le sue edizioni di lusso. Non sono Franco Maria Ricci, però benedetti Dio, possibile che in Italia non riusciamo più a produrre la carta? La carta! Sono d'accordo. Cioè, una delle cose
più di uso comune che ci sia in giro. Ma renditi conto che noi andiamo ad riempirci la bocca con la parola sostenibilità. Molte volte la utilizzo anch'io, però gli voglio dare un significato, perché la parola in sé è una parola importante, una parola innovativa, la parola per i prossimi anni, ma viene completamente spazzata via da questi ragionamenti, dove noi poi alla fine dei conti produciamo una cosa semplice come la carta dall'altra parte del mondo, mettendo in mano poi a degli importatori, mettendola in mano a dei grossi gruppi industriali, trasportando questa carta con dei container. Cioè, ma dov'è la sostenibilità di tutto questo? Appunto. Dov'è? Quindi Non esiste. Cioè, non riesco davvero a capire il senso. Ora faccio una critica all'Antonino. Antonino, la prossima volta invece di comprarla e andare a vedere dove l'hanno fatta, la prendi e la lasci lì. La lasci lì. Ora non è che ti faccio, però non la compri, la cominci a lasciare lì e dire: guarda, una cosa che ha girato il mondo per venire qua, che la potevano fare nel mio paese, la lascio lì, ma non perché dobbiamo essere nazionalisti, però a volte ci sono delle cose fatte meglio negli altri paesi, o ci sono delle cose caratteristiche, o c'è un know-how che noi non abbiamo, e quindi non è che dobbiamo essere. Però se c'è una cosa che sappiamo fare bene anche noi, la possono fare nel nostro paese, sinceramente, se la vedo che mi arriva dall'altra parte del mondo, la prendo, la lascio lì, perché so che quel prodotto lì, prima di tutto, ha inquinato. Prima di tutto è stato fatto con meno sostenibilità ambientale, ha inquinato a venire fin qua in Italia, e soprattutto non ho la sicurezza che i lavoratori che erano in quelle fabbriche siano stati rispettati, o che comunque sono le tutele sindacali come sono presenti nei nostri paesi. Quindi ti dico, pagheremo 50 centesimi in più, non penso che costi tanto di più, €1 di più, però sono spesi bene, spesi in diritti. Il problema è trovarla la carta italiana nei Lo so, supermercati, ragione. perché nei Sì, come si supermercati dice, per potertela vendere a 3,50 non è carta italiana. Cioè, devo andare veramente a Fabriano a comprarmi quello che è rimasto nel magazzino. Quindi, cioè, questa è la società globalizzata. La società globalizzata è quella società nella quale, se la Cina domani si ferma, e dopo è un problema per tutti quanti. E non lo l'ho so. detto io, l'ha detto Giulio Tremonti questo, e magari Giulio Tremonti ne capisce molto più di me di questo argomento. È una società globalizzata in cui tu non trovi più i pezzi di ricambio fabbricati in Italia dalle fabbriche italiane, ma trovi quello in Cina o quello in Vietnam che ti fa la replica e poi la devi trasportare in Italia e pagare un sacco di soldi per avere un pezzo di ricambio, che però è fatto con la qualità del Vietnam o della Cina, che ancora non è arrivata alla qualità del pezzo italiano. Caro mio, siamo nella cacca. Siamo nella cacca. Te l'ho Io, detto per l'altra esempio, ti settimana, dico questo. lo dico nel loop agli ascoltatori. Mi sono ritrovato a avere dei problemi con l'imbarcazione da pesca e la mia famiglia, e mi sono accorto della deindustrializzazione del nostro paese. Per fare un pezzo, una volta c'era un detto: gattuto come a Sena. Gattuso come a Sena, perché era un porto, quindi era un posto dove tu qualsiasi cosa lo trovavi. Di riffa di raffa tu non andavi, non avevi problemi, trovavi 1000 ditte che ti potevano fare il lavoro che io ho dovuto fare. Ho dovuto portare il pezzo a Civitanova Marche, dove c'è un uomo di 80 passanni che è l'unico che è stato in grado di rimettermelo a posto. Quindi questo cosa vuol dire? Siamo finiti perché abbiamo perso soprattutto il problema grande, le competenze. Ma guarda, non è solo le competenze, è anche appunto le tecniche, le caratteristiche, perché è tutta roba che è finita in economie in via di sviluppo, dove produrre questa roba costa molto meno e dove queste cosiddette tecnologie low-fi a bassa fedeltà però vivono la loro seconda giovinezza. Faccio l'esempio più stupido. Io mi faccio la barba con rasoio a lametta. Voi volete comprare una lametta italiana? Non c'è. E sapete perché? Perché l'unica fabbrica che le faceva è stata venduta ai tedeschi. E i tedeschi, quando se la sono comprata, hanno delocalizzato tutto in Egitto. Quindi voi oggi potete comprare una certa lametta di una certa marca che sembra italiana, ma dietro c'è scritto Made in Egypt. Buona parte delle lamette, sapete dove le fanno? Le fanno India, Cina e la Russia. Io, per esempio, dopo l'invasione dell'Ucraina, con l'embargo che c'è stato, le lamette russe non si trovano più. E io, per esempio, Tornando al tema ne usavo un agricolo, certo tipo. Questa è la globalizzazione. Ti dico,
parliamo di fesserie, ma questo è, basta un non nulla e il giochino finisce. E così è nell'agricoltura. E È così è uguale, guarda, nell'agricoltura. ma se nel tempio di dove dovremmo dare l'esempio, mi ricordo benissimo con l'amico Marzio Liuni che era in commissione agricoltura con me, eravamo a mangiare nella buvette lì, nella mensa, perché poi è una mensa, non più di una mensa, Sì. della Camera dei Deputati, perché la gente si immagina chissà cosa si mangia, ma mediamente male, devo dire la verità, mediamente male. Ora lo posso dire, non spero di non prendermi querele da ristorante della Camera, ma vi dico la verità, niente di che proprio. Eppure io sono un abituato a tutto, però niente veramente di... E mi ricorderò sempre questo lì, il tempio del cuore dell'Italia, questo arancio egiziano, solo perché è un momento in cui le arance non c'erano. E perché volevi la spremuta fuori stagione? La spremuta, se te la vuoi fatta con le arance, se vogliamo tornare a essere intelligenti, te la bevi nel periodo dell'anno giusto, o te la bevi, ti mangi l'arancio quando è il periodo giusto. Semmai te avrei, capito? Cioè, questo, bisogna tornare un po' a usare la testa nel consumo, non andare sempre con Esatto. i paraocchi. Ma Sono per 17 finire, sì, l'ultima cosa che io dico, che ci manca un minuto. Io mi sono Scusate la preso, tosse. tranquillo, mi sono preso la curiosità di vedere dove venissero fatti i semi del peperoncino da seminare in vaso. Se tu lo chiamavi, quello mica rispondeva in calabrese, quello è fatto in Cina. Allora tu dici, cavolo, non ce ne sono vivai in Italia dove fare, o Ma ti rendi sementieri in conto? Italia? Ma ti rendi conto? Se voi andate al supermercato, fatela sta prova. Guardate dove sono fatti i semi. È quasi tutta roba che viene dalla Ma Cina. fatemi una cortesia, il pallino in mano ce l'abbiamo noi. Ora poi sono sempre i soliti discorsi, dicono e diranno i radioascoltatori, ma il venerdì non sapete cosa dire, dite le solite cose, però dovremmo mandarlo almeno uno spot alla settimana, almeno uno spot, scusate, al giorno. Il potere ce l'avete in mano voi. La signora Maria, Appunto. tutti, chi va a comprare, se tu decidi che quella cosa non la compri, li mandi a gamba all'aria. Noi potremmo decidere di mandare a gamba all'aria i grandi multinazionali, ci stai 10 secondi, basta decidere tutti di non comprare un prodotto, solamente che invece sembriamo come purtroppo faccio un paragone brutto, le bestie al macello che continuano a camminare sapendo di andare verso il patibolo, e lo continuiamo a fare, ma il pallino in mano come consumatori ce l'abbiamo noi, ed è ancora più importante che il voto. Però sono le 18:00 minuti, quindi dobbiamo lasciare la linea al nostro direttore Giovanni Sallusti per Liberamente, quindi ci sentiamo subito dopo. Ciao, a dopo. A dopo. Avete ascoltato Chilometro Zero.